Ben ritrovati dagli studi di Verona Network con una nuova puntata di Un Quarto d'Ora con oggi, Un Quarto d'Ora con Anna Maria Bigon, consigliera regionale del Veneto del Partito Democratico. Grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Benvenuta e come sempre alla mia destra anche il direttore Matteo Scolari. Grazie Alessandro, benvenuta alla consigliera Bigon, anzi bentornata. Grazie mille. Partiamo da un bilancio di questa legislatura del Veneto che si sta per chiudere, insomma in autunno, in teoria non abbiamo ancora la data, si dovrebbe votare. Qual è il suo bilancio personale da consigliere in regione? Ma io ho lavorato tantissimo sul territorio, avevo promesso alle persone che quello che avrei detto l'avrei fatto e ovviamente dai banchi dell'opposizione non sempre si raggiungono tutte le cose di cui ci si prefigge di portare al territorio, però di fatto credo di aver quantomeno rappresentato il cittadino e i suoi bisogni, soprattutto le fragilità, perché di fatto ho fatto il sindaco 10 anni e credo ho capito che c'è un bisogno incredibile di risposte e di presa in carico delle persone. Un'opposizione quanto mai ridotta in quest'ultima consigliatura. Com'è fare opposizione quando c'è un governo così forte della regione? Ma allora, sedere in quei banchi comunque è sempre una cosa importantissima. Ogni voto è rappresentativo e ogni persona ha un ruolo importante sicuramente, perché poi ci sono le commissioni, no? E quindi è vero, anche all'interno della commissione nel banco dell'opposizione, questo non c'è alcun dubbio, però di fatto io credo che nel momento in cui si portano senza strumentalizzare, senza fare opposizioni infondate o tanto per andare contro, questo credo che sia sbagliato. Ma quando si portano dati, si portano richieste, si portano esigenze e le realtà del territorio vere, insomma qualcosa si fa anche dall'opposizione. Un governo forte, dicevamo, con la figura di Zaia che da 15 anni segna il Veneto, si chiude in teoria un'epoca anche qui, un bilancio, una valutazione di questa figura così forte e rappresentativa del Veneto. Ma è una figura forte, ha una capacità comunicativa credo invidiabile sotto l'aspetto politico. È quello che tutti definiscono democristiano, no? E quindi che sa stare all'interno delle persone, tra la gente, e questo è importante, e sa anche rappresentare delle esigenze. Dopodiché sotto l'aspetto politico, dal mio punto di vista, sta dicendo tante cose che non sono vere. E quindi io devo cercare di porre l'attenzione su quelle cose che non corrispondono alla verità. In particolare quali sono i temi? È liste d'attesa. Liste d'attesa io sento, e non credo che chiamino solo ed esclusivamente me, sento tantissimo bisogno. Noi abbiamo ad esempio la neuropsichiatria infantile, abbiamo la salute mentale, ragazzi da 17 a 16 anni cui i genitori devono aspettare 1 mese, 2 per avere una visita. Abbiamo problemi per quanto riguarda determinati settori come la cardiologia. Adesso siamo riusciti dopo battaglie a rientrare per quanto riguarda l'oculistica, ad esempio le cataratte. Sono stati messi dei soldi proprio appositamente su questo perché insomma persone da 60-70 anni dovevano aspettare 2, 3, 4 anni o pagare 4.000 euro per 2. Insomma io credo che tante cose non sono state rappresentative della verità, tanto che anche adesso dice ma abbiamo azzerato le liste. Non è così, magari fosse così sarei ben contenta di dirlo, così come non è vero che non ci sono problemi per alcune opere. Guardiamo la Pedemontana, tutto funziona, non è vero, non è assolutamente vero, così come ad esempio non è vero che il territorio è salvaguardato. Noi abbiamo avuto 2 scontri e li stiamo portando avanti, uno per quanto riguarda il piano cave, l'altro per quanto riguarda le discariche. Noi abbiamo 2 problemi enormi, vengono discussi in commissione ma non portati in consiglio regionale. È una politica che a me non va. Eppure la regione dal punto di vista della sanità pubblica nel recente passato, durante l'emergenza Covid, era stata portata all'attenzione a livello nazionale Certo. come regione modello. Lo fu in quel periodo, poi cosa è successo? Si sono allentate alcune maglie, dicono che siano, per quanto riguarda la lista d'attesa, un problema di risorse che dovrebbero arrivare in maggiore quantità dal governo. È tutto lì oppure? Allora, vero, da un certo punto di vista è vero che anche le risorse devono arrivare dal governo. La Regione Veneto investe circa
11 miliardi di euro in sanità, che è pari quello che prende dal governo nazionale, qualche centinaia di migliaia di euro in meno, perché poi sappiamo i codici bianchi li prende dal pronto soccorso una parte, ma comunque poca cosa rispetto a quelle che sono le esigenze. E non investe niente di proprio, primo. Secondo, occorre anche investire bene, perché non è solo una questione economica, è una questione anche di organizzazione. Se noi andiamo in un ospedale pubblico molto spesso e siamo in attesa, magari abbiamo un appuntamento per una visita specialistica, ci troviamo da soli. E stiamo lì anche un'ora, 2 da soli. Io ho delle fotografie da parte di alcune persone che mi dicono: ma com'è possibile che ci sono le liste d'attesa e siamo qua in 4 ore in 4 persone? Allora, è un problema anche organizzativo, e per voler la sanità pubblica occorre investire, ma anche crederci. E un altro dei punti del presidente Zaia è stata l'autonomia, che ovviamente anche in campo sanitario ha il suo peso. Sappiamo, insomma, la sanità è uno dei temi più importanti per la regione. L'autonomia differenziata, più un rischio o più un'opportunità? Ma da un certo punto di vista, da come era stata presentata e da come dovrebbe essere presentata, potrebbe essere un'opportunità per i veneti. Il problema è un altro, che è stata resa come una bandiera per la Lega da troppi anni, perché tutti i mandati, tutte le stagioni comunque hanno l'autonomia, e la furbizia e la scaltrezza di Zaia è nel portarla avanti nonostante gli anni che passano, sempre comunque con un consenso molto molto importante. Allora, l'autonomia è importante e credo che anche da parte nostra dovremmo quantomeno portarla avanti, ma non quell'autonomia che mette in diseguaglianza una regione o un cittadino nei confronti dell'altro, ma non solo tra regioni diverse, anche all'interno della stessa regione, perché noi dovremmo quantomeno mettere tutte le USL, ad esempio parlando di sanità, no? Tutte le USL pari. Invece non abbiamo un sistema veneto. Se noi guardiamo le USL, hanno sistemi completamente diversi, a partire dal personale, dai servizi, dagli investimenti. E allora di quale autonomia stiamo parlando? Le criticità, insomma, nel governo ce l'ha dette, ma nel centro-sinistra bisogna anche dire, appunto, ci sono stati delle difficoltà nella scelta, soprattutto lato veronese, nella scelta recente del candidato per le prossime regionali, Giovanni Manildo. Lei stessa fu al centro qualche anno fa di una diatriba con il suo gruppo del Partito Democratico per una scelta etica su un voto. Forse il centro-sinistra, come è anche qua un luogo comune, si smembra prima ancora di partire? Centrosinistra, a mio parere, deve crescere, è rappresentativo di un mondo molto molto importante. Io ci sono all'interno perché credo in quello che rappresenta, credo nelle persone che hanno bisogno, credo nella povertà, credo nel fatto che dobbiamo assolutamente intervenire. E a volte, se noi guardiamo dal lavoro, dalla sanità, all'ambiente, il centro-sinistra dovrebbe rappresentare tutti questi mondi. Cosa succede? Qual è il problema? Che dobbiamo essere in grado di far sintesi, cioè la dirigenza deve essere in grado di far sintesi, e qua non è questione di partito, è questione di componenti del partito, e nel momento in cui questa rappresentanza fa sintesi, allora si allarga un mondo che va veramente a rappresentare il cittadino. Quando non si riesce ci sono conflittualità, e questo, insomma, è un problema del Partito Democratico. E cosa farebbe lei se avesse potere di cambiare qualcosa in questo senso? Beh, insomma, io faccio politica da sempre, nel senso che comunque dalle superiori in poi, da quando eravamo anche in parrocchia, no? Il fatto di rappresentare anche solo il volontariato. Io credo che bisognerebbe essere aperti, cioè l'importante è essere onesti come base, e credo che questo sia fondamentale. L'altro aspetto per il centro-sinistra è rappresentare delle esigenze. Noi abbiamo perso dei mondi che dobbiamo assolutamente recuperare e essere trasversali, perché credo che possiamo farcela. Certo è che serve una capacità in più di quelli monotemi, perché se noi pensiamo alla Lega, qual è il problema della Lega? Autonomia da sempre, l'immigrazione da sempre, i temi sono quelli lì principali. Noi abbiamo un mondo, è più difficile rappresentarlo quel mondo lì, probabilmente metterlo insieme, e la capacità sta tutta lì.
Dicevamo anche in altre puntate con altri suoi colleghi, i consiglieri regionali sono un punto di riferimento sul territorio, un legame fra il territorio e il governo regionale. Quando incontra i cittadini, cosa le chiedono? Quali sono i temi che hanno a cuore? La sanità e l'ambiente, però sento anche tanti giovani che rappresentano un problema abitativo, un problema di servizi. Abbiamo un'emergenza in Veneto, come anche nelle altre parti d'Italia, che è la denatalità, e io credo che in Veneto, visto che insomma le risorse sono maggiori, perché questo è un dato di fatto, maggiori non tanto perché il governo ne dà di più o meno, ma perché possiamo disporre di qualcosa in più, e allora noi dobbiamo investire in servizi, perché questa è la base fondamentale per una società civile e anche insomma che sia dignitosa. Allora la natalità, la non autosufficienza, abbiamo 350.000 anziani, dove 32.000 non autosufficienti, dove 32.000 sono nelle case di riposo. Tutto il resto nella propria abitazione, quindi abbiamo un ospedale che è il domicilio, che è enorme. Allora l'assenza domiciliare, insomma sono quelle le esigenze, la non autosufficienza, la salute mentale, l'ambiente. Territorio veronese, vediamo un po' più a territorio a noi vicino, il territorio veronese spesso si dice, non so, mi dica lei se è un luogo comune, che sia distante dai palazzi del governo di Venezia e da Padova, Treviso, insomma che ci sia una disparità di trattamento all'interno del Veneto. È un luogo comune o una realtà? È una realtà. Noi abbiamo una concentrazione di discariche maggiore in tutto il resto del Veneto, ad esempio. Abbiamo minori investimenti per il lago di Garda, mentre abbiamo tantissimo per il mare, la nostra riviera. Abbiamo un inquinamento che è enorme, ma nello stesso tempo investiamo meno nei PFAS. Cologna, abbiamo insomma i problemi delle zone rosse anche qua nel veronese. Abbiamo un collegamento che dobbiamo assolutamente fare da anni tra l'aeroporto e Catullo, aeroporto Catullo e la stazione Porta Nuova, e fanno quello di Venezia ma non fanno quello di Verona, quindi insomma le diversità ci sono e i mancati investimenti nella nostra zona si vedono. Le battaglie che sto facendo sono anche queste, però dovrebbero farle anche quelli della maggioranza. Una cosa, appunto si va verso la conclusione del mandato, lei è in opposizione, ma una cosa che non è riuscita a portare avanti e che invece vorrebbe spingere in futuro anche oltre la legislatura. La riforma della medicina territoriale. Ho depositato una legge, è stata approvata in commissione all'unanimità e questo è importantissimo, però rischia di non riuscire ad andare in Consiglio regionale. E credo che questa sia una battaglia che dobbiamo fare, perché la medicina parte da quella territoriale. La presa in carico, la prevenzione è il medico di famiglia. Se noi abbandoniamo l'investimento e non rendiamo questa professione più attrattiva, cosa che questo progetto di legge dovrebbe fare, la perdiamo. E perdiamo la sanità pubblica. Su questo come giustifica il fatto che i bandi vadano quasi deserti e partecipino davvero pochi medici? Certo. È dovuto al fatto che sia poco attrattiva la professione, mancati investimenti? Da cosa potrebbe dipendere? È poco attrattiva da una parte e dall'altro è troppo stressante, nel senso che il 40-50%, anche di più alcuni, perché dipende poi se uno lavora in medicina di gruppo oppure da solo, eccetera, è burocrazia. Non fanno più il medico. Noi invece dobbiamo assolutamente investire in tutte quelle figure collaterali che diano una mano, in modo tale che il medico faccia il medico, perché così, ma anche l'ospedaliero poi è lo stesso problema, che faccia il medico. Allora, cosa mi viene contestato? Non ci sono infermieri, anche qua mancata programmazione da anni, perché questo è il problema, vero? Non è da ieri e neanche dal Covid. Il tutto nasce anche da anni prima, perché di fatto la programmazione devi farla in sanità 10 anni prima. Ma ci sono delle persone che noi potremmo formare sotto l'aspetto amministrativo e inserirle all'interno degli ambulatori per eliminare tutto quell'aspetto burocratico, e noi daremo a loro un lustro, perché una volta lavorare nel pubblico era insomma un onore, adesso è un sacrificio e vanno via. Questo è un problema. Grazie, e chiudiamo questa puntata con la solita domanda di alleggerimento. Tolta la politica, tolto il lavoro, cosa fa nel tempo libero Anna Maria Bigon? Allora, io ho uno studio legale
e lavoro ancora nel tempo libero. Riesci a lavorare? Lavora Allora, riesco a lavorare nel senso che ho qualche collega che mi dà una mano evidentemente, ma tengo lo studio perché il lavoro ti dà libertà. Nel senso che in politica, se tu sai di avere il lavoro, sai anche decidere, altrimenti insomma a volte diventa difficile. E poi la mattina alle 6 sono già Operativa. sono operativa, però ecco, faccio la mia corsetta e poi inizio la giornata. Grazie allora Anna Maria Bigon per essere stata con noi a un quarto d'ora con. Grazie mille. E grazie anche al direttore Matteo Scolari. Grazie Alessandro, grazie alla consigliera Bigon per essere stata con noi. Si chiude questa puntata di un quarto d'ora con. Vi invito a continuare a seguirci sui nostri canali Radio Adige TV Daily Verona e come sempre su tutti i canali di Verona Network.